L'amministrazione comunale, nel momento in cui scelse di assegnare la gestione del Vannissanna ad Abinsula, pose anche sul piatto della bilancia la rimessa in moto di tutto un meccanismo che non era solo sportivo, ma era quella di recuperare alla città uno spazio anche per i grandi eventi. Fortuna vuole che nell'ambito di Abinsula ci fosse anche Insula Event, che è una società appunto che gestisce e organizza grandi eventi, e quindi voi potete capire che il cerchio si è chiuso perfettamente, considerando che noi non vogliamo proporre un evento così sporadico, a caso, quando capita, quando abbiamo i soldi. Noi, attraverso la disponibilità e la messa a norma dell'acquedotto del Vannissanna, vogliamo entrare in un circuito che sia riproducibile durante i vari anni, per inserire anche la città di Sassari nel circuito dei grandi eventi nazionali e internazionali. Abbiamo trattato appunto con la gestione del Vannissanna, avevamo addirittura pensato di fare 2 concerti, abbiamo cercato il finanziamento per 2 eventi a carattere nazionale e internazionale. Purtroppo abbiamo dovuto verificare che le esigenze di bilancio ci costringevano a rinunziare. Per intenderci, abbiamo dovuto, dei soldi che avevamo così, quel tesoretto che l'assessore Sarda ci aveva messo a disposizione, da quel tesoretto ad esempio abbiamo dovuto togliere 50.000 euro per quelle che sono l'estate bimbi e l'estate ragazzi, 50.000 euro in più rispetto ai 250 che già vengono stanziati ogni anno, perché quest'anno abbiamo avuto ad esempio quasi il doppio di iscrizioni a estate bimbi e estate ragazzi. Abbiamo pensato di privilegiare chiaramente quel settore, cioè quello del servizio alla società, che non un secondo concerto. Credo che da questo punto di vista la città se ne dovrà fare una ragione, come se ne sono fatti una ragione gli operatori. Certamente noi tutti i soldi che potremo avere a disposizione per fare grandi eventi che non vengano tolti a quelle che sono le esigenze primarie della città, li metteremo al servizio della Sardegna, in particolare del nord Sardegna. Sindaco, cosa risponde al sassarese medio che è scontento sempre con noi? Ma questo è abbastanza fisiologico, basta assistere alla discesa dei candelieri per capire che 10 che fischiano coprono 100 che applaudono. È impossibile accontentare tutti. Un buon amministratore è come un buon padre di famiglia che cerca di usare al meglio quelli che sono i soldi del bilancio familiare, e se qualcuno può dimostrare che noi li gestiamo male o che qualcuno ha saputo gestire meglio di noi, aspetto di averne la prova. Gli investimenti che sono necessari al Vannissanna sono enormi, ed è il motivo per cui abbiamo fatto l'accordo con la proprietà della Torres, perché in qualche maniera è più facile per loro gestire e portare avanti dei progetti anche con finanziamenti di banca piuttosto che finanziamenti statali, che possano consentire a noi di intervenire sui piccoli impianti, cosa che stiamo facendo praticamente su tutti gli impianti della città, e a loro di intervenire su quello che è il gioiello sportivo della città assieme al palazzetto, senza ripetere l'errore che ha fatto il mio predecessore, scaricando sui cittadini quello che poi di fatto è il luogo dove gioca fondamentalmente una squadra.